Carissimi amici, a me tocca presentarvi il nostro manuale Eurocom Rom di intercomprensione in lingue romanze. Il libro è uscito per la prima volta in tedesco nel 2000 come frutto di 10 anni di sperimentazione con i nostri studenti tedeschi a Francoforte in seminari che facevamo in tandem il mio collega Horst Klein ed io. È stato adattato e tradotto all'italiano il 2002 e dopo all'inglese, francese, romeno, portoghese, catalano, spagnolo, galiziano, il galiziano di Spagna, polacco, neerlandese, bulgaro e finalmente veneto. Sono 13 volumi come questo, sempre in un'altra lingua. Devono essere pochi i manuali linguistici tradotti in tante lingue. Credo che fra tutte queste adattazioni e traduzioni la più eccezionale sia l'ultima, la versione veneta, perché è stata fatta in una lingua che appena ha cominciato a trovare la sua ortografia standard e nella quale una pubblicazione scientifica di 270 pagine è una novità. Suppongo che il collega Mocellin dettaglierà dopo le motivazioni principali per aver accettato la mia proposta di fare una versione in veneto. Eurocom, che è anche un marchio registrato, vuol dire eurocomprensione, un neologismo che abbiamo creato per sottolineare l'applicazione alle 3 famiglie linguistiche, la famiglia romanza, la famiglia germanica e la famiglia slava, che includono più del 90% dei 700 milioni di europei. A questo bisogna aggiungere l'America del Nord e del Sud naturalmente. Per quanto riguarda alle lingue germaniche abbiamo già da 3 anni il Eurocom Germ, applicando il nostro metodo alle lingue germaniche, elaborato dai nostri colleghi germanisti. Esiste soltanto fino adesso in versione tedesca. L'Eurocom Slav delle lingue slave è rimasto non concluso, ma esiste un'opera, Slavische Interkomprension, eine Einführung, di Karin Tafel, che, approfittando esplicitamente delle nostre idee, può servire come Eurocom Slav. Lo scopo di Eurocom è di abbassare le barriere tra le lingue europee, dimostrando come sono molto meno difficili da apprendere di quanto di solito non si pensi, e così evitare l'automatismo di rifugiarsi nell'inglese come unica possibilità di intercomunicazione europea. Noi diciamo chiaramente sì, è possibile e anche altamente desiderabile la intercomunicazione nelle diverse lingue europee, tanto nel tedesco quanto nel veneto, per esempio. In realtà l'Eurocom non è niente di nuovo. Tutti noi abbiamo avuto esperienze di intercomunicazione, per esempio quando un italiano si avvicina a un testo in francese o ascolta la televisione spagnola. Anch'io mi sono accostato all'italiano dallo spagnolo. Sentivo e vedevo che c'erano cose in comune tra le 2 lingue, ma era come una impressione nebbiosa, caotica. Non sapevo dove mi poteva fidare dello spagnolo per capire o parlare l'italiano e dove invece no. E qui dove comincia la novità dell'Eurocom: sistemare gli aiuti che ci permettono di trasferire le conoscenze che abbiamo in una lingua romanza per arrivare a capire un'altra.
Dunque, fare della nostra intuizione un vero e praticabile sistema. Questa finalità ha prodotto i famosi 7 setacci dell'Eurocom. Abbiamo trovato che erano 7 i campi linguistici nei quali il trasfer da una lingua conosciuta alle altre era più facile, dunque applicabile con lo sforzo più basso, per così offrire psicologicamente, come già ho detto questa mattina, la più alta motivazione per il plurilinguismo. Abbiamo visualizzato la immagine di un cercatore d'oro che dalla corrente della lingua umana con un setaccio filtra tutti quegli elementi preziosi che gli sono conosciuti e che in 7 atti di filtraggio coglie tanta ricchezza linguistica, tanto oro semantico, che rimane entusiasmato. Vedete nuovamente il lato psicologico, motivazionale. Entusiasmato vedendo come capisce una nuova lingua che non aveva studiato e la capisce quasi senza sforzo. Inoltre abbiamo scelto di dedicarci prioritariamente alla lettura, che è la più facile delle 4 competenze linguistiche fondamentali. Facciamo subito un esperimento. Avete il foglio distribuito e vedete là, qui in questa pagina, avete voi un esemplare? Mi sembra che dobbiamo avere qualche esemplare di più. Ci sono là. Qui per i nostri colleghi. Ho bisogno della vostra collaborazione adesso, mentalmente, mentre io leggo questo testo in catalano. Vedete, provate e sperimentate se questo si fa intercomprensibile in veneto o in italiano. Catalunya, la riquesa dels museus. Voleu saber una dada sorprenent referent a un país petit com Catalunya? C'è qualche parola che non si può capire? Petit non è italiano, chiaro, ma sapete quello che vuole dire? Come lo sapete? Del francese, benissimo. Tenim més de 300 museus oberts al públic, alguns dels quals conserven col·leccions molt valuoses d'interès universal. C'è una parola difficile? Nessuna? Benissimo. A Barcelona, a la muntanya de Montjuïc, podeu visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, remodelat els darrers anys, que té la millor col·lecció mundial de pintura romànica. Quale sarebbe la unica parola che un italiano non scoprirebbe a prima vista? Darrera, molto bene. Dunque, che facciamo con questa parola? Francese, dernier. Ma anche se lasciamo fuori questa parola, capite uguale la frase. Sempre dico ai miei studenti, dovete abituarvi a vivere con il buco, con un buco nella frase, o 2 o 3, non far niente. Questo voi comprendete un 60 o 70% già della frase. Dopo un 20% è
chiamata la vostra intelligenza. Il contesto vi dice che questa parola da re deve significare gli ultimi anni, les derniers années in francese. Così aggiungete alla comprensione immediata quella comprensione che voi producete con la vostra intelligenza. È vero, leggere è un atto di vivificare le vostre conoscenze enciclopediche, le vostre conoscenze generali, le capacità di leggere lingue che avete imparato nella vostra lingua e che adesso semplicemente fate un trasferimento a questa lingua non studiata. E continuo, també a Montjuïc s'alça el singular edifici de la Fundació Joan Miró, obra de Josep Lluís Sert, que aprofita al màxim de llum i espai. Una cosa molto importante per un museo di Joan Miró di avere luce, vero? Llum i espai. Nessun problema? E finalmente el Museu d'Art Modern conté una notable col·lecció de pintura catalana del segle XX. Siete überzeugt? Sì, come si dice? Überzeugt? Siete sorpresi che capite al 100% il catalano, vero? Ah! Dunque, vediamo adesso i sette campi linguistici dove più facilmente si verifica il trasfer di competenze linguistiche alle altre lingue romanze. In queste 7 campi tutto quello che sapete nella vostra lingua lo potete utilizzare nella nuova lingua senza sforzo. Il primo setaccio filtra il lessico internazionale che in tutte le lingue viventi si è creato in seguito all'evoluzione moderna della vita e del pensiero e che è condiviso in misura notevole dalle diverse lingue. Università, universität, université e tutto il resto di lessico internazionale. Sono parole che si possono riconoscere senza nessuna fatica nelle altre lingue. Queste parole internazionali, insieme ai nomi conosciuti di persone, istituzioni, luoghi, eccetera, formano la componente testuale riconoscibile a prima vista in un articolo di giornale. Il secondo setaccio filtra il lessico condiviso dalla famiglia delle lingue romanze che chiamiamo lessico panromanzo. Questo setaccio rivela come la conoscenza anche di una sola lingua romanza apra la strada verso tutte le altre. Il terzo setaccio sono le corrispondenze fonologiche, uno dei setacci base del nostro metodo e forse la parte più originale che non troverete in nessun'altra pubblicazione. Significa approfittare di 180 anni di filologia romanza portata a termine dai famosi romanisti tedeschi, francesi, italiani, eccetera, ma non lo prendiamo nella dimensione storica, vale a dire l'evoluzione dal latino volgare fino ad oggi, ma nella dimensione contemporanea, vale a dire la convivenza attuale delle lingue romanze. Noi sostituiamo la visione scientifica romanza consecutiva con la visione europea simultanea di plurilinguismo. Ci interessa facilitare il trasfer
il passaggio da una lingua all'altra nei casi dove la parentela non è così evidente a prima vista, e diamo formule di come un cambiamento fonetico o grafico di una lingua corrisponde alla soluzione in un'altra. Vediamo un caso del francese nel dorso della vostra foglia, del vostro foglio. Vedete per esempio che queste strane parole francesi, per una persona che non sa il francese, chèvre, cheval, chargé, come legarlo a una parola italiana. E vedete che tutte le altre lingue romanze hanno un K, che la capra, il cavallo sono cambiati in questa posizione, la K in c'è, il cavallo in cheval, cargare in charger. Così avete per un momento già soluzionato la possibile opacità di queste parole francesi, o queste parole tanto strane in wa. Esiste soltanto questa forma in francese, in nessun'altra lingua romanza. Noir, le soir. Tutto è una E. Nero, re, sera, negro, anche in rumeno negru, reghe, seara. E vedete che c'è una regolarità che a questa E romanza corrisponde una wa francese. O ancora una cosa più strana, quando leggete in romeno opt, noapte, lapte, pensate che è questo? Dove trovo la corrispondenza? E vedete che questo è semplicemente quello che in Veneto si scrive con una T e in oto, note, ate, ota, eota, lota, e in italiano otto, notte, latte, lotta. Così il romeno inserisce, fa delle ct, delle due t, una pete. Una regola che la vedi una volta, la riconosci per sempre mai, e per sempre mai hai soluzionato questa piccola difficoltà che trovi quando leggi il romeno. O andiamo a una cosa veneta, per esempio il veneto ha mai una M prima di P o B, sempre è campo ambassador, e vedete che tutte le altre lingue romanze hanno sempre una M, incluso l'italiano, campo ambasciatore. Sono 20 formule che spiegano la caratteristica fonetica comparativa della lingua francese con la lingua italiana o dal romeno o dal veneto. In soltanto 20 formule tutto è detto, avete tutti i segreti, avete il sesamo, apriti per saltare da qualsiasi lingua romanza a qualsiasi altra. Il quarto setaccio è legato alle grafie e pronunce. Le lingue romanze utilizzano le stesse grafie per la maggior parte dei suoni, ma qualche volta i risultati ortografici sono diversi. Bene, non vado più, soltanto mi lasciate fare ancora il quinto setaccio, che sono le strutture sintattiche panromanze. È una cosa che non ci pensiamo all'inizio, ma dopo vedremo come è utile che le kernel sentences, le frasi fondamentali, siano tutte uguali in tutte le lingue romanze, con una piccola eccezione: il veneto ha un carattere specifico e esce un po' fuori. Per esempio
in quella prima frase che avete sul foglio, Arzaneta che dà l'informazione a un collega. Ho letto bene? E vedete che Paola dà l'informazione a un collega, Yvonne donne l'informazione a un collega, la Rosa dona l'informazione a un collega, João dà l'informazione a un collega, Pedro dà l'informazione a un collega, Radu dà informazione a uno dei colleghi, sempre la stessa cosa. Che grande aiuto per saltare da una lingua all'altra. Dunque, abbreviando, nel momento in cui avrete assimilate queste 7 ampie possibilità di intercomprensione, vedrete la vastità inaspettata delle vostre conoscenze che avete non soltanto in una nuova lingua, ma in ogni nuova lingua della famiglia in questione. Non state apprendendo a leggere una lingua in più, ma mezza dozzina o più. Dovete ammettere che è una maniera altamente redditizia di apprendere lingue. Per finire, lasciatemi sottolineare come sia importante il valore del plurilinguismo per la formazione della persona. Sviluppa la sensibilità pluriculturale e la comunicazione internazionale e porta alla tolleranza linguistica che deve essere costitutiva della cittadinanza democratica in Europa. Grazie.